In occasione della giornata della memoria, la Regione Veneto ha deposto come di consueto una corona in ghetto a Venezia, di fronte al monumento in omaggio ai 246 deportati che non sono rientrati dai campi di sterminio. Per il governatore Luca Zaia si tratta di una celebrazione particolarmente importante perché cade nell'anno del cinquecentenario del ghetto e soprattutto perché siamo in un momento in cui ebrei e cristiani sono sotto attacco. È inquietante quanto successo qualche giorno fa a Marsiglia, sostiene il presidente del Veneto, dove è stata messa in discussione la presenza degli ebrei in città chiedendo di rinunciare ai simboli religiosi e identitari. Il fondamentalismo è sempre una minaccia, conviene il presidente della comunità ebraica veneziana Paolo Gnignati, e va contrastato seguendo due sentieri. Proprio dall'esperienza noi dobbiamo da un lato essere più che mai aperti e accogliere, riuscire a dialogare. Dobbiamo anche però cercare di dialogare sulla base di valori che sono innegabili, cioè il valore della vita, il valore del pluralismo della società. Assente dalla celebrazione il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha comunque postato una foto dove indossa la kippah davanti alla bandiera di San Marco. Difendere gli ebrei spiega è difendere l'Occidente. La presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, ha invece ricevuto a Cafarsetti i rappresentanti dei Rom che le hanno consegnato la bandiera internazionale della loro comunità.